Il Festival del Folklore si farà e si farà subito dopo Ferragosto e sarà dopo molti anni un'iniziativa a sé stante rispetto al calendario degli eventi dell'estate trevigiana. Non solo, il 9 luglio la Pastoria del Borgo Furo darà vita alla nona edizione del Cine Folk. A confermarlo oggi l'assessore alla cultura Luciano Franchin, sottolineando l'importanza di un'iniziativa che porta ogni anno a Treviso usi e costumi da tutti i continenti. Ci sarà, come è giusto che sia, la parte folcloristica della nostra tradizione. Non entra nei contributi dell'estate trevigiana, ha un altro finanziamento, un altro capitolo. Ci sarebbero ancora alcune situazioni da perfezionare, come per il palco tradizionalmente più ampio rispetto alle altre manifestazioni, ma nonostante i tagli pesanti per le iniziative, si parla più del 50% rispetto allo scorso anno, sia il folklore che l'estate trevigiana avranno un loro calendario, o meglio più calendari, viste le iniziative parallele dal Sile ai musei. Tra le iniziative il teatro nei quartieri con eventi anche fuori le mura. E questo mi pare un segnale importante di attenzione che l'amministrazione vuole dare a tutte le fasce, come dire, urbane della città. Certo rimane un po' l'amarezza per la storica festa dei Burranelli, anche quest'anno cancellata dagli eventi, che identifica le scelte decisamente diverse rispetto ai calendari delle giunte Gentilini o Gobbo, dove ad esempio i radiofiere in Piazza dei Signori difficilmente ci sarebbero stati, come commenta con ironia il leader storico del gruppo. E dopo 24 anni che ci siamo, cioè dalla nostra formazione, suoniamo nel salotto buono della città e siamo molto orgogliosi e onorati anche di farlo. Come mai quasi dopo un quarto di secolo? Ma no, perché mi fai dire delle cose? Non lo so, perché si vede che siamo maturati al punto che adesso possiamo suonare nel salotto buono.